Onorevole Mionato, un salto nel passato. Sappiamo che la storia è scritta da chi la vince, ma non per questo possiamo dimenticare. Vuole spendere qualche parola sulle foibe, visto che è appena passato l'anniversario e che il nostro paese sembra non voler ricordare? Come descritto già nel libro di Giampaolo Pansa, Il sangue dei vinti, che lo hanno lungamente e dolorosamente raccontato. Fra l'altro ho visto anche delle testimonianze da Nicola Porro che erano struggenti e devastanti, totalmente, completamente dimenticate e cancellate. Ma guardi, molto volentieri, per due motivi. La prima, perché io ho vissuto con una grande emozione nel 2004 l'approvazione della legge che istituiva la giornata del ricordo delle foibe. È stato un momento molto emozionante che io ricordo tra le tante giornate importantissime vissute in questi 20 anni. Ma ricordo questa e ho modo di ricordarla spesso con degli interventi molto toccanti, in particolare uno di un collega dell'allora Alleanza Nazionale, di origine evidentemente anche lui del Friuli Venezia Giulia. Ma per un altro motivo io ho piacere di parlare di questo tema, perché io questi racconti ho avuto modo di sentirli fin da piccola, quando fuori non se ne parlava, quando a scuola nessuno me ne parlava, perché la parte della mia famiglia purtroppo ha fatto questo percorso. Da parte di madre, loro vivevano in Istria e quindi mia madre ha vissuto la necessità di fuggire in fretta e furia da quella che era la sua casa, era bambina e sono dovuti scappare. Ecco, vede, il dramma di quel momento non è stato raccontato per troppi anni. A volte io, quando mia nonna mi raccontava queste cose, poi crescendo e mia madre pure, sono andata a cercarmi nei libri di storia e non c'erano, e questo è gravissimo. Non è stato solo il dramma dei morti, perché ci sono i morti nelle foibe, perché ci sono stati deportati, ammazzati nei campi di concentramento, quelli morti negli agguati, è stata perseguitata una intera popolazione solo perché italiani, per la verità in parte addirittura alcuni sloveni solo perché contrari al regime di Tito, ma poi c'è stato il dramma degli esodati, che è stato un dramma altrettanto importante. Queste persone che lasciavano affetti, proprietà, case, amici, la loro vita e si sono ritrovati catapultati nei campi profughi. Mia mamma ne ha fatti 3 di campi profughi prima di trovare finalmente, quindi capisce, queste persone si sono trovate a dover ricostruire una vita, gente che lì aveva lavoro, aveva casa e qui si è trovata, se non potevano contare sull'aiuto di qualche parente, magari o conoscente oltre confine, diciamo così, si sono trovati a dover reinventarsi una vita. Ecco, io trovo scandaloso e aberrante che ancora oggi ci sia chi tenta di nascondere questo periodo storico. Trovo scandaloso che ancora oggi ci siano persone e associazioni, è cosa di ieri, perché poi nella giornata del ricordo ci sono molti apprezzamenti all'istituzione di questa giornata, ma ci sono ancora molti negazionisti che ancora intervengono negando quello che è accaduto. Ecco, io tutto questo lo trovo... così, negazionisti. Sì, sono negazionisti. Ecco, io lo trovo aberrante. Ha riguardato la nostra gente, ha riguardato persone che erano italiane e che chiedevano solo di poter continuare a vivere, a lavorare nella propria terra. Ecco, questo è una cosa che io credo che spero che non accada più, perché qualsiasi forma di negazionismo per atti o per eventi così importanti, credo che sia assolutamente da condannare e credo che sia nostra responsabilità obbligare la gente a ricordare. Sono convinto e la ringrazio molto per la sua testimonianza, peraltro. Grazie a voi.